Preparare una vittoria, elaborare una sconfitta, andare alla ricerca dei propri limiti e delle proprie potenzialità. L'aiuto degli psicologi nello sport, sia a livello competitivo che nell'allenamento di grandi e piccoli che cercano di ricavare dall'attività fisica benessere psicoattivo, tanto salutare per ognuno, è importantissimo. L'Ordine degli Psicologi del Veneto e il CONI, Comitato Regionale Veneto, hanno stretto alleanza siglando un accordo quadro di collaborazione per la diffusione e la valorizzazione della psicologia dello sport. L'incrocio tra psicologia e sport è un incrocio tra due realtà che vanno a produrre benessere. L'obiettivo di entrambe le realtà di fatto è produrre benessere psicologico, salute psicofisica, e da questo punto di vista mettere insieme questi due mondi ci sembra una sfida importante, una sfida di sistema. E andremo a lavorare insieme per cercare di produrre attività, competenze e know-how che possono diffondersi in tutto il sistema, in tutta la filiera del sistema dello sport, attraverso interventi di formazione e di consulenza che possono poi ricadere quindi con beneficio su tutti i cittadini del Veneto. L'Ordine degli Psicologi del Veneto rappresenta e tutela, con quasi 12.000 professionisti sanitari che operano in Veneto, le professionalità psicologiche. Il CONI Veneto rappresenta un punto di riferimento e offre una serie di servizi alle associazioni sportive, tra cui lo sportello di assistenza psicopedagogica. Lo considero un ulteriore servizio messo a disposizione del nostro mondo che è grande, perché in Veneto abbiamo 13.000 società, 650.000 atleti tesserati, 150.000 addetti ai lavori, di cui molti presidenti, dirigenti, accompagnatori, ma circa più di 12.000 tecnici che seguono direttamente i ragazzi che praticano sport, e credo che questo accordo possa riversare su questa utenza delle informazioni, una specie di formazione continua per poter affrontare i temi della psicologia dello sport in senso lato, e in particolare prevenire quello che è il fenomeno più grave della nostra pratica sportiva giovanile, l'abbandono, il drop out, come si dice. L'accordo si concluderà alla fine del quadriennio olimpico e consentirà ai due enti di organizzare eventi di formazione, aggiornamento e divulgazione.